Lutto per la morte di Marianna Serena, deceduta a 24 anni nell'ospedale di Treviso dopo essere entrata in coma per un'emorragia cerebrale a cui è seguito un arresto cardiaco. Marianna aveva interpretato l'Angelo del Carnevale di Venezia nel 2015 e l'anno precedente era stata la vincitrice del concorso delle Marie. La sua morte improvvisa ha lasciato tutti senza parole. Quando è successo si trovava a Vicenza con il fidanzato. Soccorsa immediatamente è stata portata prima a Thiene, poi in elicottero a Treviso, ma non c'è stato nulla da fare. Secondo i medici potrebbe essersi trattato di un problema congenito, impossibile da prevedere o diagnosticare. Difficile non ricordarla mentre scende dal campanile di San Marco come un angelo. Noi ci uniamo in questo dolore che ovviamente non può essere commentato, chiaramente. Quindi quando una ragazza così giovane muore all'improvviso è chiaro che lascia attoniti e lascia un vuoto, pensiamo, incolmabile, ovviamente. E noi abbiamo un ricordo molto bello perché Anna è stata una deliziosa Maria. Naturalmente l'abbiamo vista all'opera in quei 15 giorni, 20 giorni quasi, in cui dalla selezione si è poi arrivati alla nomina della Maria dell'anno, e devo dire che sì, già allora insomma, si era distinta per la sua grazia, la sua eleganza, non per nulla poi ha vinto insomma, il concorso delle Marie. Al tempo aveva 19 anni e tanti progetti, come quello di laurearsi e poi diventare una stilista. È maturata molto bene, poi sappiamo che si è laureata, che ha sviluppato la sua attività, la sua vita, e proprio nel momento in cui doveva probabilmente viverla, purtroppo è scomparsa, e questo ci lascia veramente molto rattristati e ovviamente rinnoviamo il nostro cordoglio e la nostra partecipazione al dolore della famiglia. Marianna lascia la mamma Luciana, il papà Mauro, vigile del fuoco a Mestre, e una sorella più piccola, Maria Sole, di 18 anni. Lutto a Marghera, dove la ragazza viveva.